Sempre da Venezia, sempre dall'Hotel Excelsior, sono qui con Fabio Moretti, che è presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Accademie delle Belle Arti. Perché sono con Fabio Moretti? Perché oggi, nell'ambito della rassegna About Women, parliamo di donne e lavoro, di donne e società, e come non poter parlare e affrontare il grande tema delle donne nella cultura, delle donne nell'arte. Siamo a Venezia, Venezia è la città che ha dato i natali alla prima donna laureata al mondo, e quindi hai un ruolo importante. E come pensi, attraverso il tuo ruolo, di aiutare e di sostenere le donne nell'arte e nella cultura? Alessandra, hai perfettamente ragione, il luogo è il luogo giusto per parlare di donne, perché è proprio qui che, come dicevi, è nata la prima donna laureata al mondo, Elena Cornaro Piscopo. Ed è questa una città che ha dato un grande rilievo alle donne, e alle donne particolarmente nel mondo della cultura. Io sono anche il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Venezia ed è un'accademia che ha una storia nella quale le donne hanno avuto un ruolo. Tra l'altro abbiamo nel nostro fondo storico un documento anche qui unico al mondo, ed è una raccolta creata nel Settecento di immagini dei personaggi più importanti che nella realtà di quell'epoca influenzavano la vita sociale, politica e religiosa non solo a Venezia, ma direi nel mondo di allora. Ebbene, alcuni volumi di questo straordinario documento sono dedicate a donne pittrici, donne scrittrici, donne artiste, perché questo è stato il modo in cui la società in passato ha scoperto il ruolo delle donne nella società, l'arte e la cultura. Quindi noi c'eravamo, eravamo anche brave nelle arti, però in qualche modo ci hanno sempre ostacolato, ci hanno tenuto un po' ai margini, quasi nascoste. E adesso e oggi? Guarda, oggi noi per esempio abbiamo il ministero di riferimento, che è il Ministero dell'Università e della Ricerca, che è retto da una donna, il ministro Messa, quindi già questo ti dice il ruolo importantissimo delle donne, delle ricercatrici, delle professoresse nel nostro mondo. Certo, voi avete dovuto lottare e dovete continuare a lottare per farvi largo. Se io guardo per esempio di nuovo, scusami, questi riferimenti al passato, ma dal passato si traggono veramente degli insegnamenti sul presente e sul futuro. Se guardo il passato dell'Accademia della quale sono presidente, le donne all'inizio sì, la potevano frequentare, ma non potevano per esempio frequentare le lezioni di nudo, non potevano essere presenti a questa importantissima parte delle attività di formazione. Poi hanno dovuto lottare quindi per avere un ruolo, ma oggi il ruolo nel settore delle accademie di belle arti e quindi in generale dell'alta formazione è un ruolo assolutamente acquisito. Tra l'altro la parola accademia è una parola femminile, l'alta formazione è femminile. Abbiamo moltissime donne presidenti di accademie, abbiamo moltissime donne direttrici di accademie, e devo dire che recentissimamente nel regolamento della nostra conferenza nazionale abbiamo voluto inserire il principio che i ruoli devono rispettare la parità di genere. Quindi io sono un uomo, sono presidente della conferenza nazionale, ma sicuramente in futuro sarà una donna ad avere lo stesso ruolo. Ci sono donne importantissime che sono nella giunta, ci sono donne importantissime che ci danno un grande supporto come presidenti di importanti accademie. Mi viene in mente Torino, mi viene in mente Milano, mi viene in mente Roma, mi viene in mente Catania e Napoli. Quindi
le donne hanno veramente nelle loro mani questa importantissima parte dell'alta formazione e della cultura che nel mondo ci è invidiata. E quindi dobbiamo preservarla, dobbiamo valorizzarla, dobbiamo rilanciarla. Noi dell'Europa stiamo facendo anche noi la nostra parte, affermando il principio del gender mainstreaming che deve attraversare tutte le politiche europee, dall'esempio che la nostra Presidente di Commissione Ursula von der Leyen ha voluto, una commissione paritaria, quindi fatta da tanti uomini e da tante donne, e poi attraverso le politiche concrete e attraverso gli esempi positivi. Con Fabio Moretti vi salutiamo. About Women, alla prossima. Grazie. Grazie.